Gentili amiche, cari amici, buongiorno da domenica 3 agosto. Che barba, la giornata è bigia, bisogna alzare la tenda da sole che dalla finestra del poggiolo che dà sull'interno di questi cortili toscani arriva, da cui noi prendiamo una sorgente di luce, aiutati dal nostro illuminatore. Una buona giornata, cominciamo a bagnare il viso per una barba fatta malamente, naturalmente, venerdì mattina. Voi non ci crederete, ma non ho ancora preparato nulla, infatti con le scuse, tante scuse, era un programma della Rai, vado a prendere un pennello che è molto vintage, ma l'avete già visto molte volte, sapete, appartiene alla dotazione di una casa familiare, dove il mio amico Luca, che saluto con affetto, ha trovato questo pennello, purtroppo alla dipartita della sua mamma, quindi quando la casa, voi avete mai dovuto purtroppo vostro malgrado svuotare le case, io per fortuna non ancora, faccio le corna come faceva Giovanni Leone. In ogni caso oggi è il 3 agosto, ieri è stato l'anniversario dei 45 anni della strage di Bologna, la bomba alla stazione messa dai servizi segreti, da Gilberto Cavallini, per cui si sono fatti la galera Francesca Mambro e il suo amico, di cui non ricordo più il nome, ma ve lo ricorderete sicuramente voi. E oggi andiamo a fare una rasatura rapida, quindi andiamo a preparare con lo zero nella boccia di Donato Ciniello, che Alessio Herrera ha riempito con questo simpatico mix che io adopero e che saluto nella calda Isola delle Oglie. Ciao Alessio, ciao a tutti voi. Andiamo a preparare il pre-pre, quindi andiamo a morbidire il pelo, glicerina e acqua cosmetica per cominciare. Anche se la giornata non è calda, ma questo non significa nulla, la barba non la si fa soltanto in base alle temperature esterne, la si deve fare e basta, quindi non stiamo lì a prendere delle scuse come motivi per uscire, disadorni per uscire con il viso che non è in linea con quello che dovrebbe essere il ritorno un pochino di normalità, e io dico anche un po' di moralità, come ho detto all'amico Fabio Cancelleri, che saluto con affetto. Così come saluto Davide, saluto Fulvio, saluto Mirko, saluto Luigi dal 13, Matteo Preda, i soliti noti, saluto Elisa Betotti che ha fatto una bellissima cap con il teschio sempre molto stilizzato e simpatica a modo suo, che sembra il simbolo della squadra del St. Pauli, la squadra di estrema sinistra di Amburgo, la squadra di calcio che molti amano esibire su magliette nere, tipo quella che io porto oggi. Io porto altre insegne qua che non si vedono, forse è meglio così, e andiamo a immaginare, mentre sullo sfondo Buddha Bash e Loredana Bertè sono sempre loro, stanno una stupida scusa, questa è la loro canzone con un successo gigantesco per le onde di Radio Conero. Manco a dirlo, il Conero è una zona meravigliosa con un famoso monte che si affaccia sul mare Adriatico che si trova nelle Marche. Al di là di questo, ora tocca chiaramente, dopo il pre-pre, andare a stendere uno Scalmen spagnolo prodotto con pompetta in vaso di plastica, prodotto molto cremoso, prodotto fluido, è un fluido pre-barba, non è una crema tipo i classici pro raso, e quindi nella mentolatura della domenica, mentre voi siete, spero, in zone migliori dal punto di vista meteo di questa, starete combattendo con il vostro vicino di ombrellone che ha attaccato una cassa Bluetooth da 400 watt e vi stanno facendo sentire tutti i rapper in fila, come quello che canta quella canzone in cui dice che si sente fortunato, aiutatemi a ricordare chi è, perché non ha fatto la fine del padre che ha dovuto occuparsi di tubi, quindi faceva l'idraulico, e poi si è ritrovato a bere Aperol, a fumare sigarette nei bar. Forse questo giovane cantante pensa che la sua vita sia ormai alla sua tenera età, perché non avrà più di 25 anni, esagerando, quella di vivere una vita senza lavorare. Questa è la prospettiva, ecco perché ci sono tanti net che non lavorano e non studiano, e quindi nella condanna di questo genere di situazione, che anche Giorgio Dell'Arte nella sua anteprima news, che sospenderà le sue pubblicazioni e quindi la sua spremuta di giornale per tutto il mese d'agosto, dice che è vergognoso e questi ragazzi andrebbero presi letteralmente a calci nel culo. Questa è la conclusione dello storico Giorgio Dell'Ardi, ma senza andare a cercare rogne e polemiche, perché l'amico Lucio Zambelli mi ha detto che lui ha
ama seguire i miei video, ma che la mia onestà intellettuale la trovo un po' fuori moda, questo chiaramente in senso buono, e lo ringrazio. E oggi, per fare presto, utilizzeremo una crema molto morbida, che è una Trafitanil, eccolo qua, number 10, vasetto acquisito insieme ad altri sapori, ad altri pezzi, tipo un rasoio apribile arrivatomi da Trieste, insieme a un pennello Yaki. Questo è il numero 10, chiaramente riporta l'appointment della Casa Reale Inglese, o quello che resta della Casa Reale Inglese, o quello che resterà, vista la salute di Re Carlo, che peraltro continua giustamente a regnare, e per fortuna, perché il governo ha bisogno di una guida, l'Inghilterra, con tutte le situazioni geopolitiche. Peraltro l'Inghilterra è stata l'unica con cui gli Stati Uniti, andando qua negli esteri, hanno chiuso un onorevole accordo al 10% dei dazi, mentre noi ci siamo beccati, suscitando polemiche da tutto l'arco costituzionale europeo, a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, che nel golf di Donald Trump ha tirato giù le mutande e si è fatta ficcare un bel 15%, non si capisce dove, ma noi lo sappiamo bene dove ci finirà quel 15%. Quindi andiamo a bagnare, andiamo a stendere questo ottima crema inglese. Gli inglesi non sono certamente un popolo a cui bisogna insegnare a come ci si fa la barba e a produrre i relativi articoli per rasatura. Vedete, molto morbido, sembra una vaselina bianca filante, vedete? Questo qua è un prodotto che non avrete necessità, difficoltà a montare, ma quello che non vi ho detto, lo farò col dito sporco di crema, è che il pennello è il pennello di Rummenigge, eccolo qua, lo tengo in due mani, eccolo qua, pennello vintage HK tedesco, anni 80-90, gli anni dei mondiali, gli anni d'oro del Grande Real, gli anni di Happy Days e di Ralph Malf, pennello sintetico con un ciuffo modesto, con qualche chiaramente setola esterna che fa capolino dal suo manico in resina, molto vecchio stile e anche molto ben fatta, lasciatemi dire, che ci permetterà a questo punto di cominciare subito a montare piccoli una volta i pennelli. Oggi vediamo dei ciuffazzi, dei ciabbi da 200 euro, meravigliosi peraltro, pennelli dell'Omega, pennelli della Pantarei, pennelli giganteschi per visi enormi. Ora la dimensione del viso più o meno è quella, ecco, ho comprato una maschera da sub della Decathlon, quella col tubo sopra, M/L, che va bene a quasi tutte le misure medie degli esseri umani, quindi molto belli i pennelloni, molto bella la pennellazza. Voi sapete che ogni tanto con sto Yaki io mi faccio la barba con questo pennello Yaki 30, Yaki 30, che è gigantesco, vedete, rispetto a questo misero pisello tedesco che ho qua sulla destra. Però diciamo che quello che voglio oggi sottolineare è la perfetta montatura di questo sapone. Ringrazio così coloro che mi hanno suggerito, dando una spiegazione nel mio pessimo montaggio del vegetale Agartha Phoenix di domenica scorsa. Il sapone va molto idratato, questo è vero, quindi io mi dimentico sempre, come ho detto anche ad Alessio, sempre preso da quelle che sono un po' le notizie, anche questa, sottomarini USA alla fonda in alcune zone delle coste della Russia, di cui non ricordo perché è una notizia che ho preso, che non ho approfondito, perché Trump sta provocando lo zar dice un osso duro, dice Trump, guarda caso, si sono trovati, ma lui più che un osso duro mi ha un po' non tanto in quadro, l'altro molto più freddo, non fosse altro perché è leader di un paese freddo per antonomasia come la Russia. Bene il passaggio di questo sintetico, bene comunque nonostante l'età, come tutti i prodotti costruiti in passato è molto difficile poterli attribuire al di là della loro età, quindi anche dello sfibramento delle setole naturalmente, non è che possiamo pretendere. Però queste sono ancora piuttosto erte, perché sono state usate anche abbastanza poco, e quindi con la gioia di farsi una rasatura di 35 anni, con un pennello di 35 anni, noi sentiamo che il viso in questo momento è praticamente pronto per essere rasato. Quello che vi chiederò adesso è la pazienza, perché pescherò al volo un rasoio dalla scatoletta che tengo sotto il mobiletto del bagno di questo miserevole lavandino che trovo in questa casa che affitto, e che sembra una casa destinata ad affitti brevi per ucraini nani o per polacchi corti. In ogni caso direi che possiamo, già dopo aver goduto delle dita nel ciuffo, vedete queste inflorescenze
queste montagnuole di schiuma che vi si creano, vi garantiscono che quando il rasoio passerà in una giornata non troppo secca perché ha piovuto, ma adesso la pioggia per fortuna si è interrotta, sicuramente abbiamo una scorrevolezza che piacerebbe a chiunque. È il fautore dei rasoi che viaggiano lisci sul viso, senza impuntature, senza infingimenti, e grida spagnolesche per chi è preparato e per chi guarda i miei video. Dico sempre le stesse cose come i vecchi. Finito di leggere il libro di Filippo Facci, 30 aprile 1993, l'ultimo giorno di Craxi, all'uscita dell'Hotel Raphael, molto interessante sul finale la sua conclusione, della di lui conclusione, 67 anni, Filippo Facci, oggi giornalista di Libero, allora giornalista cacciato dall'Avanti e poi anche cronista del Foglio, che comunque ha assistito ed era presente in via Febo all'uscita dell'albergo quando Craxi ha deciso di uscire dalla porta frontale, non dal retro, perché mai sarebbe uscito dalla porta di servizio per sfuggire all'agonia a cui fu sottoposto in quel terribile giorno in cui la Repubblica smise di essere riconosciuta come la Repubblica Italiana che conoscevamo. Da questa scatoletta, ecco, come i biscotti della nonna, le vecchie foto che vedete nelle ragazze, sai quella trasmissione che ci sono queste signore che tirano fuori dei memorabilia. Io tiro fuori un rasoio qualunque, allora mi sto già perdendo, e tiro fuori non voglio roba troppo recente come uso, un morbido Gillette, piccolo, da viaggio, da treno, eccolo qua. Già avete visto 50.000 volte questo rasoio, che andrò ad allestire con la prima lama che mi viene. Guarda caso, voi lo sapete, la mia passione per le Bolzano Superino fa di sé la situazione in cui siete in bagno, avete altro in testa, pensate ad altro, avete mille cose, anche se è domenica, perché il pensiero va avanti anche la domenica, pensate già cosa dovete fare domani, quello che avete lasciato indietro il venerdì. Prendo una Bolzano, penso ad altro, ascolto Radio Conero e mentre sono con voi allestisco con questo rasoio dalle arabescature vecchio stile, rasoi economici. Questo è un Gillette antico che io ho trovato in una scatola di Vincenzo Pitrelli, che saluto con grande affetto, voi lo sapete, il famoso fornitore di gadget, di rasoi, di sensazioni. Mi è cascato il manico perché è molto corta la vite e quindi non avete bisogno di girare per 22 minuti per chiuderlo, quindi questo è già un motivo. È un rasoio in una lega molto strana, una lega povera secondo me, perché questi erano rasoi. Andiamo a aprire la nostra Bolzano Superino, se vediamo come si colloca dentro questo rasoietto. Un pochino decola, ecco, e si trovava tra la lama e l'incarto, quindi soddisfazioni che un tempo erano quasi la ragione delle mie rasature della domenica. Andiamo ad apporre la lama e andiamo a chiudere col coprilama e a serrare in questo piccolo numero di giri. Eccolo qua, è già stretto, e andiamo a raderci soprattutto. Buona rasatura, bene, niente da dire, un rasoio dolce. Saluto l'amico Riccardo che ha provato questo rasoio, in cui nell'ultimo incontro ho avuto modo di consegnarglielo per provarlo. È bello scambiarsi e regalarsi i rasoi, è bello scambiarsi e regalarsi i rasoi, ecco, naturalmente i rasoi non si prestano, anche per ragioni ovvie. Spero che abbia gradito. Anche il mento, zona critica. Come sempre saluto Alex Nurse, che immagino impegnato anche la domenica. Non so Alex esattamente che mestiere faccia, se ce lo vorrà dire, un po' l'ho intuito, ma magari chiedo a lui se anche a piacere. È bello sapere cosa fanno gli amici. Siamo pochi ma molto buoni. Posso immaginare che in giornate così vuote, le domeniche d'agosto sono roba da film, di Sergio Corbucci. Molto bello il pranzo di Ferragosto, che non è di Corbucci ma potrebbe essere di un ospite qualunque, ma secondo me non è nemmeno lui. Lo trovate ovunque, la storia di un uomo che si ritrova con la madre anziana e una sua amica completamente rincutita a passare il giorno di Ferragosto in una casa di Roma. Bene il primo passaggio,
Abbiamo concluso, non ancora, scende la popolazione in Cina, sempre dagli esteri, è la terza volta che la popolazione scende, grande preoccupazione da parte del governo che perde il suo numero di abitanti, e tra parentesi era stata deliberata la possibilità di fare anche il secondo figlio, visto che la popolazione scendeva, perché un tempo se ne poteva fare soltanto uno. E abbiamo l'influencer a Gaza, oltre a questi orrendi rendering dove Gaza è stata allestita di decine di grattacieli altissimi con spiagge meravigliose, e gli influencer sono andati a proporre questa location come luogo per trascorrere probabilmente le vacanze per loro, per chi ha intenzione, anche in maniera un po' provocatoria, di recarsi in quella terra facendo sempre i dovuti distinguo per quello che è chiaramente la posizione di Israele e del popolo ebraico, che nulla c'entra con gli orrori di Gaza. Sottolineiamo e baniamo. Negli obituari troviamo il nome di Raffaele Fiore, 71 anni, morto mercoledì, terrorista torinese, uno degli ultimi, io direi irriducibili, che ha partecipato all'assalto di Via Fani quando venne rapito Aldo Moro, presidente democristiano, e annientata la sua scorta in via Mario Fani, e il mitra di Raffaele Fiore si inceppò. Il mitra Beretta era un M12, quindi fu ricordato soprattutto per quello a cui rimase il mitra in mano, non in grado di sparare. In ogni caso per anni è stato inseguito, è stato arrestato, fu condannato all'ergastolo, un po' di lavoro esterno, e oggi è passata a miglior vita. Non ho riportato la morte a 83 anni del fondatore dei Camaleonti, morto il giorno prima di Raffaele Fiore, perché non mi sembrava il caso. Non che io negli obituari metta tutte persone degne di essere ricordate, a volte metto persone che nessuno conosce, proprio per questo vanno ricordate. In ogni caso la storia d'Italia ha avuto anche purtroppo il destino di vivere la lotta armata, un paese oscuro, un paese attraversato. Abbiamo parlato della strage di Bologna. Era Valerio Fioravanti, il giovane finito con Francesca Mambro al Gabbio, assumendosi la responsabilità della strage alla stazione. Quindi, ricordando, spesso capita nei mesi estivi quello che è stato, non certo rimpiangendolo e non volendo guardarci troppo indietro, dobbiamo guardarci avanti, nonostante usiamo un rasoio degli anni 50, 60, qualcuno datico esternese, io lo do del 54 perché mi piace pensarlo, nel secondo dopoguerra, nato nel secondo dopoguerra. Intanto mi faccio il contropelo, leggero, impalpabile, lato fresco, puliamo, zona baffi. Quanti di voi si trovano all'estero? Non ho ancora visto dai soliti esibizionisti su Facebook le fotografie scattate in mari lontani, o non sono andati in vacanza, o è scattata l'austerity, o ci vanno a settembre. Qua è obiettivamente impossibile, se tendo la pelle, non sentire sempre alcune presenze molto belle nel secondo passaggio, con questa Bolzano inossidabile. Andiamo a prepararci al terzo passaggio, magari voltiamoci un momentino. Arresti a Milano, quindi sono finiti gli arresti domiciliari Manfredi Catella per gli affari relativi all'urbanizzazione di Milano, quello che ha chiesto 60 milioni di danni alla città di Milano per aver reso la sua immagine di professionista, e anche l'assessore Tancredi l'ha ficcato dentro per interessi privati, chiaramente, in questo turbine di tangenti pagati, di aggiustamenti di cui questi professionisti hanno approfittato grazie alle loro aderenze, ai loro addentellati con la classe dirigente milanese. Poi un giornalista ha denunciato il Tempo di Angelucci perché veniva pagato 3 euro all'articolo. Questa è la fine del giornalismo, fine dell'informazione. Non possiamo pensare che pagati così possono uscire dai giornali degli articoli di qualità, quindi l'informazione, che è chiaramente voluto che sia
di basso livello e che renda la popolazione o la mantenga nell'ignoranza fa parte di un programma di dismissione dell'utilizzo della cabezza, del cervello, della scatola cranica, e quindi tutto torna. Raffaella Carrà è diventata l'icona dei comunisti cileni, è apparsa sui manifesti elettorali della campagna elettorale attualmente in corso nel paese dell'America Latina. Gli ebrei aggrediti all'autogrill, padre 50 anni, figlio di 6, pestato, insultato, questo signore ha filmato tutto, sono state identificate 15 persone e indagate per aggressione aggravata dall'odio razziale, quindi state attenti a fare i cretini, coglioni in giro, a dare a dire alla gente, questo che portava la kippa al copricapo di un autogrill della Milano Laghi, l'abbiamo già detto, quindi li hanno beccati con le telecamere, dovranno rispondere di questo loro atteggiamento vergognoso nei confronti di persone che stavano facendo la colazione in un autogrill, un padre pestato davanti a un figlio, 1 milione di giovani a Tor Vergata, che poi sono forse un po' meno, ne parla il Foglio, lo vedremo brevemente, confessati ieri da una batteria di sacerdoti, quindi una fede che continua ad esistere nei confronti dei giovani, quindi una pulsione che porta i ragazzi in giornate molto calde. Speriamo che oggi Roma non piova, ma che non faccia il caldo che fa normalmente in questi periodi. Il Fondo Monetario stima l'Italia in aumento nel suo PIL dello 0,5%, quindi molto bene la crescita italiana, se è tutto vero molto bene. Poi quando avrebbe messo negli esteri un 27enne di Las Vegas, si è armato, partito con un bel AR-15, un M16 come lo chiamate voi, quello che usavano i marini in Vietnam, ed è entrato in un palazzo di Manhattan e ha steso a colpi di fucile una donna manager molto apprezzata peraltro nei diritti delle donne. Quindi dopo Mangione che sparò all'alba al più grande manager della sanità privata americana, questo è il secondo che tira le cuoia, quindi occhio all'effetto domino, no? Diciamo l'effetto emulazione che può dare una cosa così. C'è gente molto incazzata in giro, non soltanto negli Stati Uniti, perché in alcuni paesi, a differenza del nostro dove nessuno dice niente, ben ha detto Marco Travaglio, la popolazione cerca di ribellarsi al predominio e alla sudditanza e alla dittatura delle elite, questa è la parola, voi dovete guardarvi dalle elite, questo è il nome, non sono i Maranza che preoccupano la borghesia milanese, sono le elite che disfano e smontano tutti i principi di democrazia, facendo della società un gruppo di lobotomizzati dementi, e lo vediamo tutti i giorni girando per le nostre città, per imporre il loro sistema, i loro affari, i loro interessi. Così è sempre stato, mi direte, beh, ma stiamo andando veramente in una direzione senza ritorno. Bagniamo per il terzo passaggio. E prendiamo il nostro pennello tedesco, il nostro Rummenigge Brush, e andiamo in un viso già praticamente rasato in maniera definitiva a fare il velo da sposa e a definire il terzo passaggio, l'obliquo, la fine. Nel frattempo io, mentre mi continuo a godere di un ottimo massaggio con queste setole, con questo sapone number 10 Trafitenil, rimane proprio un velo proprio minimale, ma è quello che serve, quello che basta, perché ci sia necessaria umidità per completare la nostra rasatura. Termino gli highlights. Regione Piemonte, la prima che fornirà mezzi pubblici gratuiti agli studenti universitari. Questa è un'ottima cosa perché consente, proprio in un momento in cui le famiglie hanno difficoltà a mantenere i figli fuori sede o anche quando sono in sede a pagargli costosissimi abbonamenti, anche solo quelli urbani, ai mezzi pubblici, quindi l'università deve essere tenuta da conto. Saluto la eletta Cristina Prandi al rettorato dell'Università di Torino, che a ottobre ufficialmente si insedierà per cominciare il suo lavoro, quindi non mettiamo da parte l'aspetto della cultura, anche se stanno cercando di smontarci il cervello con un sacco di cazzate. Ragazzi, andate a scuola, studiate, imparate, dovete studiare, dovete leggere, dovete informarvi, dovete fare attenzione a quello che succede intorno a voi e non rimanere passivi a quelle che sono delle vere e proprie intrusioni illegali nella vostra vita privata e nelle vite che voi dovete vivere, che voi avete il diritto di vivere come meglio vedete e come meglio vi viene concesso in un paese per fortuna libero come l'Italia, almeno per ora. Si è dimesso il sindaco di Taranto dopo 2 mesi dopo la sua elezione per paura che l'Ilva di acciaieria, no? Di cui sapete ci sono problemi enormi con perdite milionarie ogni giorno di denaro, che rischia la chiusura, quindi questo ha preferito andare via prima che cadesse il soffitto sulla sua poltrona di sindaco, mentre il governatore della Calabria, Roberto Chiuto, indagato, si è dimesso, però si ricandida, perché dice diamo la parola ai calabresi. Io non so cosa pensano i calabresi di Occhiuto, io le mie idee di Occhiuto me la sono fatta,
e a fronte di questi continuano a spergiurare di essere felicissimi che la magistratura indaghi su di loro? Cosa già strana. Mi fa pensare che ci sia qualcosa sotto e che non ci sia niente di più. Indagherà l'ormai PM ipertelevisivo Nicola Gratteri, che farà un programma sulla malavita in televisione, non so quando comincia, informatevi. A Gratteri piace molto, nonostante il suo italiano un po' stentato, lasciatemi dire. Mi sono chiesto come ha fatto un procuratore che è diventato quello che è diventato a non conoscere l'italiano. Non che non conosca i verbi, ma sembra sempre che sia uscito da una caverna e sembra che abbia chiesto a qualcuno dove si può comprare un pacchetto di sigarette quando parla. È tutto stentato. In ogni caso non vuol dire, uno può avere il cervello che funziona e non saper parlare tanto, ma non va in televisione a quel punto. Fai nelle ombrose, umbratili stanze delle procure dove eserciti la tua attività di magistrato, inquirente, ed esci il meno possibile. La sovraesposizione dei magistrati l'abbiamo già vista in Tangentopoli e ha dato i frutti negativi marci che tutti ricordiamo, che non mi dimenticherò mai di ricordare in ogni rasatura. Bene, definiti gli angoli, posso ritenere questa rasatura conclusa con molta soddisfazione. Quindi andiamo a dare una sciacquata rapida con l'acqua che non è più fredda da nessuna parte, come ha detto l'amico Alessio, ma io ci provo. E questo è il momento più bello, la fine della rasatura, non perché sia finita, ma a un certo punto deve anche finire, che è quello in cui l'acqua scorre sul vostro viso liscio, scorre sulle cellule morte che sono rimaste dopo questo peeling che si effettua ad ogni rasatura con il rasoio di sicurezza. E quindi tamponiamo con il nostro asciugamano color tortora il nostro viso, lasciamolo un po' umido come sempre per dare un po' di spazio alla breve informazione che oggi vi darò come sempre, promettendo che sarà molto sintetica. Con la testa, con le mani, con il culo, ciao ciao, ed è sempre lei la rappresentante di lista che ritorna alle volte, non si è presentata all'ultimo Sanremo, qualcuno dice meno male, e un po' me ne associo, ma era una canzone, un tormentone simpatico. Il foglio di Claudio Sarasa, naturalmente, edizione weekend, brevissimo, gli eroi di Tor Vergata, che sono i ragazzi che sono venuti a Roma in un mondo in cui tutto rema contro la fede, una marea di giovani sarà a Roma con il Papa. Poi abbiamo la sentenza della Corte di Giustizia internazionale sui paesi sicuri, sul caso dei carceri di Giadere in Albania, che ha preoccupato, un po' incrinato la fiducia del governo, ma saltiamo. Si parla della dignità di un governo. Avete sentito che il verde Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto e ottenuto l'arresto di questa signora, gentile signora Carla Zambelli, condannata a 10 anni in Brasile per aver hackerato il sistema informatico del Consiglio Nazionale di Giustizia. È stata arrestata e l'ex avvocato di Cesare Battisti sta cercando di chiedere l'estradizione per processarla in Brasile, ma Carlo Nordio, nostro ministro della giustizia, ha 10 giorni per fermarla, per fermare chiaramente la richiesta dell'estradizione. Salvini arrosticino, qui cambiano un interessante pezzo di Carmelo Caruso sulla fine del fasti del papete di Milano Marittimo, mi si spiega tutto il giornale, chiaramente leggerò brevemente che cosa è accaduto, dal papete al liscio, Zaia contro tutti e Romeo che dice la Lombardia noi, altrimenti Fontana, e fa una sorta di minaccia. Si parla di Cervia, che è il nome del comune in cui si trova Milano Marittima, naturalmente. Milano Marittima non è un comune, non un luogo, che si trova a Cervia, comune della Riviera Romagnola, in provincia di Ravenna. Meglio questo Salvini che ricordo, meglio il Salvini alla Casadei del Salvini con la menta. Di Cervia e di quel papete è rimasta soltanto la ruota panoramica. Dalle cubiste sono passati ai generali, perché anche il generale Vannacci si è fatto vedere in zona, la birra analcolica ha preso il posto del mojito e l'arrosticino e ora la carne del desiderio. Sono tornati i leghisti alla griglia, leghisti di sofferenza più che di governo, dico io, ma anche di governo. Sono alla griglia in Veneto con Luca Zaia in Lombardia, con Fratelli d'Italia che spinge ed è alla griglia. Voglio la foto alla griglia. Salvini dice che questo profumo di arrosticini è conturbante
e dice: non smetterò di fare politica neppure se fossi in galera. Bisogna provare a metterlo, poi vedere se ha la possibilità di fare quello che dice di amare fare. Poi abbiamo un'intervista al Foglio di Guerini, che è Lorenzo Guerini, riformista, presidente del Copasir, sapete, un organismo che si occupa di sicurezza, che commenta il sì del 5 Stelle presieduto da Giuseppe Conte alla candidatura di Matteo Ricci alla regione Marche. Sapete, era stato indagato per affidamenti di appalti poco chiari. Oggi parlamentare europeo Matteo Ricci vuole tornare a governare la sua regione, anzi vuole andare a governare la sua regione tornando a casa. Quello di Conte, dice Guerini, è una sceneggiatura, è un copione scritto per contenere, sentite qui il discorso il contorto del PD, contenere le ostilità, l'alleanza con il PD. Ma non sono amici sul campo largo, contenere l'ostilità? Probabilmente sì, perché ne hanno internamente, ma le ostilità di chi? Per l'appunto si chiede Ginevra Leganza, che l'ha intervistato. Di Goffredo Bettini, però in riferimento alla soluzione contiana di Matteo Ricci, ha detto che il PD ha fatto il miracolo che ha trasformato Conte il giustizialista in affidabile garantista. Vi lascio perdere, se no vi viene il mal di testa e non è l'ora. Al massimo sarete nel bar a fare un bello spritz. Gli eroi di Tor Vergata, i figli dei ragazzi che 25 anni fa si radunarono con Giovanni Paolo II, hanno invaso Roma fra preghiere e canti. Qua chiaramente Matteo Mazzuzzi dalla prima pagina, ripreso in questa foto iconica di Papa Leone sulla Papa Mobile, vedete, c'è anche una bandiera tedesca, vedete, non so se per il Papa Ratzinger o per il mio pennello dai colori germanici. In ogni caso c'era chiasso, si parla di 25 anni fa, Giovanni Paolo II era Papa. Era certa una cosa: quel popolo era a Roma, era vivo a Roma e non l'avrebbe più dimenticato, e così è stato. E 25 anni dopo le cronache sono tutte tese al confronto, arrimando quel momento iconico divenuto in molte analisi però il più classico dei canti del cigno. Ahimè, dico io, ahimè, poi non lo so, vedete voi quanto la fede religiosa e l'impegno dei giovani sia ancora veramente parte degli interessi delle generazioni X e Z, specie in Europa, però si dice, dove chissà quanti di quei Papa Boys dell'epoca che andarono a trovare il Papa Wojtyla sono attivi nella catechesi e ci credono ancora. Erano 500.000, 1 milione, 2 milioni, poco conta, perché c'è stata un po' la guerra sui numeri di quanti erano i giovani riuniti a Tor Vergata. Quel però che conta, si dice, è che a Roma oggi non si sente parlare di crisi della fede, quindi non c'è una crisi della fede, quindi abbiamo completamente sbaragliato quello che si pensava. Invece il Ferri Vecchi è un bel pezzo di Marco Bardazzi, esperto di Stati Uniti. Qua parla del declino di Intel, vi ricordate? Pentium Intel, Pentium Inside, quando fu inventato questo microprocessore, era chiaramente l'anno era il 2000, era un colosso da 500 miliardi di dollari di capitalizzazione, attenzione, che dominava il mondo dei semiconduttori, e oggi ridotto a dimensioni al di sotto dei 100 miliardi, che lo collocano ben dopo la 15ª posizione del settore a livello mondiale. E si dice che l'incubo di Intel di finire nelle lezioni dei master universitari come esempi di fallimento, aggiungo io, lo spiega bene, di altri marchi come Kodak, Blockbuster, Nokia, BlackBerry e Motorola. Quindi le cause sono principalmente di non avere capito che stava arrivando l'intelligenza artificiale, ma soprattutto l'epoca del Pentium e degli adesivi Intel Inside presenti su ogni computer sulla faccia della terra sembrava aver segnato negli anni 90 il dominio assoluto dell'azienda americana nel settore dei semiconduttori. Ma come molte altre realtà della Silicon Valley, Intel è stata lenta nel nuovo secolo a capire la portata del boom della telefonia mobile, restando aggrappata all'apparente sicurezza del proprio mercato dei personal computer, perché poi è arrivato l'altro, Steve Jobs, con il melafonino e l'ha messo in saccoccia a tutti. Molto interessante come si è trasformata in negativo purtroppo la storia di un colosso che sembrava gigantesco. Parla anche di quando Bill Gates immaginò su una pubblicità che fu pubblicata su un giornale che era il suo momento di acquistare un processore particolare e allestirlo assieme a un software per far funzionare miliardi di computer, e ci è riuscito diventando molto ricco. E anche dicono
molto generoso nel campo delle donazioni ai paesi poveri, lui e la moglie Melania, da cui credo si sia separato. Mi correggono quelli che leggono Chi o altre riviste, a cui io chiaramente presto poca attenzione, ma è oggi il paginone rotizzante dedicato a Milano, è talmente grande che non so come metterlo. Riconoscete in alto qua a destra Beppe Sala con un braccialetto giallo che forse, non so, è Giulio Regeni, Verità per Giulio Regeni, e una Chiara Ferragni che ha perso il 92% delle fatturate, notizia di 3 giorni fa, ma comunque non penso che stia morendo di fame. Questo pezzo di Michele Masneri, bresciano, bravissimo giornalista su Milano, ha fatto un elenco di tutti i personaggi che si aggirano nella ex capitale, nel Milano del Bere, nell'oggi. Io ne ho estratti alcuni, prometto che sarò rapido e breve, e di questi personaggi tra influencer, cuochi, politici, maranze, pickpockets, che sono i borseggiatori che frequentano le metro milanesi e non solo quelle, poi manie, pazzie, tic, piazze, palazzi, consumi culturali e non, sorti o risorti nel nuovo boom lombardo. E questo è un elenco esaustivo nell'analisi del Foglio. Allora, si parla di Leonardo Del Vecchio, Maria, figlio del fondatore, un benestante fondamentale il Maria, si dice nello scenario, il più giovane dei figli del patron di Luxottica, compra tutto ciò che sia comprabile, dal Twiga agli Studios Leone, che sono studi cinematografici, spose e fidanza frequentemente, generando indotti meglio di un PNRR. Poi Lucia Federico, in arte per l'appunto Fedez, ex marito, dichiara inurbato da Rozzano, già volto della Milano dei diritti di Beppe Sala. Una volta anello debole della coppia Ferragnez, oggi è più ricco, più famoso e più tatuato di prima. Divorziato, ha voltato clamorosamente le spalle all'ex moglie e pure al sindaco, quindi si è sganciato dall'appartenenza alla sinistra milanese perché avrà altro da fare. Poi si parla della terrazza Sentimento, il passo del Turchino ma vado oltre, Pietro Portaluppi, artistar degli anni 20, riscoperto in questi 10 anni grazie anche al film Io sono l'amore di Guadagnino. La sua vigna di Leonardo, sapete che c'è la vigna di Leonardo nel centro di Milano, dietro Corso Magenta, e insieme con la casa degli Atellani, che è quella che praticamente si trova ad insistere su questo vigneto antichissimo leonardiano, è stata venduta a Bernard Arnault, che forse ci farà a casa sua, che è il capo titolare, proprietario, magnate di LVMH, ovvero Louis Vuitton. Poi abbiamo Gabriele Moratti, figlio di Letizia di Moratti, il petroliere, di cui non mi ricordo il nome, in ogni caso il figlio famoso, giovane, per uno scandalo edilizio seminale negli anni 10, cioè nel 2010 intendo naturalmente, 8-10. La famosa casa di Batman ora gestisce un festival culturale nel castello di famiglia nell'Oltrepo Pavese, rifatto da Mongiardino. Poi abbiamo Parodi Roberto, detto il Parrots, lo vedete su Instagram, quello che parla delle donne green nella Milano che vanno in giro con degli sciallini, delle pashmine e dei sandali Birkenstock nei mesi freddi, anche in quelli caldi, portandoli con le calze. Profeta dell'euro, voi non lo sapevate, Roberto Parodi gira per Milano, profeta dell'euro zero, scusate, gira per Milano con una vecchia Range Rover azzurra rigorosamente diesel e una giacca militare. Fratello di Cristina e Benedetta, di queste ricorderete la loro presenza, ha scritto più libri di loro e si parla che probabilmente è un candidato sindaco della centro sinistra. Mi sembra strano, ma è così. No, scusa, centrodestra, è stato avvisato con Salvini, scusate, ho fatto confusione, quindi Roberto Parodi e con la destra candidato a Milano, sindaco a Milano. Poi c'è Starbucks, il famoso bar, che quando ha aperto a Milano in piazza Cordugio nel 2018 suscitò grandi polemiche e ammirazione. Si dice dalle cronache d'epoca all'interno di un articolo che recensiva questo locale, che al tempo era una novità. Dunque, all'interno del locale, si diceva, il pavimento di palladiana di marmo, la grande macchina tostatrice costruita a Cinisello Balsamo dall'azienda Scolari Engineering, il lungo bancone realizzato da un unico blocco di marmo Calacatta Macchi Vecchi di 30 tonnellate e il forno a legna di porfido giallo a taglio grezzo ci ricordano che siamo in Italia.
Passando dal bar a Mario Calabresi, esponente della più pura società civile, figlio del commissario naturalmente Calabresi, ucciso, ve lo ricorderete, dai terroristi, giornalista, scrittore, già direttore della Stampa di Repubblica e un probabile candidato del centro-sinistra a Milano nel 2027. Save the date, si voterà fra 2 anni, ve lo ripeto, sappiate mai che ve lo doveste dimenticare. Poi abbiamo Davide La Cerenza, lo sciabolatore, chi non lo ricorda, nel suo locale La Gintoneria, nei pressi della stazione, è sorta in questi anni una fauna da bar di guerre stellari in Madunina Edition. Oggi ai domiciliari, mentre la ex fidanzata e la ex suocera Stefania Nobile e Vanna Marchi hanno lanciato un nuovo servizio di catering a domicilio, cioè vengono proprio loro da te. E qui saluto Fulvio, molto informato sulle geste imprenditoriali di Vanna e di sua figlia Stefania. E poi abbiamo i La Russa, siciliani, perché è un po' un destino, da Aci, Trezza, che è provincia di Catania, all'Aci, Automobile Club d'Italia, avete capito bene. Ci deve essere qualche motivo psicanalitico se la capitale del nord è da sempre comandata dai siciliani. E qua fa il caso di Enrico Cuccia, Salvatore Ligresti e oggi i La Russa. Il padre Ignazio è, diciamolo, presidente del Senato, pur risiedendo da 50 anni a Milano, non ha preso l'inflessione. Il figlio Leonardo Apache è stato accusato di stupro, poi archiviato. L'altro figlio, Geronimo, è stato appunto nominato presidente dell'ACI, Automobile Club Italiano, carica ricca di simbologie anche in un paese e soprattutto in una città dove nessuno guida più l'auto. Poi abbiamo la descrizione di cos'è City Life, ne avete sentito parlare, è nato e ideato nel 2004, composto di grattacieli anzi torri, e quali elenca: c'è il dritto, disegnato da Isozaki, alto 209 metri, poi c'è il curvo, che è la torre Libeskind, solo 175 metri, e infine la torre Hadid stortignaccola in torsione, 177 metri, detta lo storto, un po' come i nostri rasoi di Fatip Memoria, ma soprattutto case anzi residenze, tra cui quelle della Ferragni, questo lo sappiamo. Io non vado oltre, perché vi raccomando, se avete piacere dall'Expo ai grattacieli, di andare a leggere Milano a 10 anni dall'esposizione universale, come si è trasformata. Cronache dal Festival di Marvajo in Portogallo, che si trova nella penisola iberica, in questo paese. Non si perda questo meraviglioso festival, intanto si parla qua di incanti musicali ed Alberto Mattioli a scriverne, ma qui mi fermo e non vado oltre, non voglio approfondire, non voglio andare oltre la vostra tenuta, la vostra pazienza, vado a fare un after e in questo caso io andrò su un super vintage. Questo è il monolito, eccolo qua. Vedete, non è un Blackberry perché non ha i tasti, è una confezione di profumo degli anni 80 che si chiama, aspetta, adesso vi dico, ha un nome famosissimo, Aftershave, porca miseria, Passion Elizabeth Taylor, eccolo qua, scusate, completamente borgno, ma non si legge niente. Ora ditemi voi, la gente ci vedeva meglio di oggi negli anni 70, non si legge una Madonna qua sotto, probabilmente uno che la comprava sapendo di avere un Taylor in mano non aveva il bisogno di leggere con cosa si metteva addosso. Il buco è amplissimo e qua andiamo a fare una sciacquata che poteva andare bene prima di una festa sulla via Cassia in qualche villa romana ai tempi di Zeffirelli o a grandi tempi anche di Federico Fellini, o per andare in via Veneto. Sentite, non si lesina, il prodotto viene giù a secchiate e questo è un classico profumo, un aftershave più de toilette, è un aftershave e certamente conserva alcune note, io di vermouth sento, qualcosa che forse appartiene a quel tempo in cui erano profumi per i signori questi, in cui pochi se lo potevano permettere. L'ho trovato a Pisa da una ragazza che lo vendeva, forse trovato nell'armadio dei genitori, e con questo incredibile senso di appartenenza, tornando indietro di 40 anni fa, vi auguro una buona domenica nell'oggi e tenete le antenne dritte, ma sotto l'ombrellone riposatevi anche e divertitevi con un saluto da Andrea e da domenica che barba, ciao!